Buonasera. Eh, ecco che appaiono. Buonasera. Lo scenario è quello che è, ma un attimo che come al solito... Eh, ciao Fausto. Perché quello che si nasconde sotto lo squallido nome di Tato Tatino è io Fausto, eh. Perché Tato Tatino poi? Boh. Allora, buonasera. Ecco, qua a Milano poi ci sono altri vantaggi, tipo per esempio funziona il wifi, no? Cosa non piccola. Allora, quindi tutto va più veloce. Posso, un attimo che metto su Twitter come al solito. Eccolo qua. Piattatela con sto camino. Buonasera, 500. Messo messo il post su Twitter, ci siamo. C'ho anche un posto dove appoggiare il telefono, quindi anche con immagine stabile. Cioè, pensate che meraviglia. Immagine stabile, wifi. Cosa si può chiedere? Beh, cosa si può chiedere? Quel panorama che ero abituato a vedere da molti mesi. Peraltro, comincio subito con una scusa ai comaschi perché ho fatto una sciocchezza. Non ho guardato la mail e non mi sono accorto che stasera ricominciava il Consiglio Comunale di Como. Quindi io che ho portato a Milano per fare un minimo di cambio perché non si sapeva neanche più che indossare. La famiglia, stasera avrei dovuto essere al Consiglio Comunale di Como e invece non ci sono, per cui mi spiace. Mi hanno già informato che è subito iniziato con l'ennesimo cambio di casacca, una roba assolutamente incredibile nel Consiglio Comunale di Como dove a seguito delle elezioni Fratelli d'Italia era, se non mi ricordo male, con due consiglieri e adesso se ne ritrova sei. Va bene così. Comunque, no, mi spiace, però non mi pare ci fossero votazioni importanti o cose di questo tipo, e proprio non me ne sono accorto, cioè c'era poco da fare. Allora, due cose veloci vi volevo dire stasera. Il radice è bello come il paesaggio, sì, questo è bello, sì, sì, questo, uno dei vantaggi di tornare a casa è che c'è qualcuno dei miei quadri a cui, come ben sapete, voglio tanto bene, per cui vabbè. Ehm, allora, volevo dirvi due cose veloci. La prima, ecco, che qui a casa ovviamente rispetto al terrazzo c'è meno privacy, ecco, mettiamola così, per cui in una maniera o nell'altra è probabile che si sentano rumori di sottofondo, cani o similari. Va bene, si sopporterà. Dall'altra parte invece volevo raccontarvi qualcosa relativo a Bonafede per la cosa che è successa ieri, che peraltro io non ho visto in diretta. Mi hanno riferito, ma tu non hai idea che cosa è successo da Giletti e così via. Poi sono andato a riguardare ed effettivamente la cosa era... Tutti penso avete visto la scena, vale a dire con Nino Di Matteo che il PM storico dell'antimafia che
che io non conosco, quindi non è che voglio dire che Dino Di Matteo per forza, perché è un PM dell'antimafia, allora è un genio. Me ne ricordo un altro per dire che all'epoca tutti dicevano, ma questo è un PM, un magistrato dell'antimafia, quindi non ne puoi parlare male, no? E similari, che era Ingroia. No, non era un genio, ecco, secondo me. Quindi io, come per tutti i mestieri, di geni non ne trovo. Però c'è una cosa a cui non si può scappare. Vale a dire, il magistrato Nino Di Matteo prende, dice che Bonafede l'aveva chiamato agli inizi del governo, il precedente, il nostro, per proporgli la scelta fra il posto di direttore delle carceri e il direttore affari di giustizia. Lui aveva preso 48 ore di tempo, poi in queste 48 ore di tempo, quando era filtrata la notizia, pare ci sia stato una sollevazione fra mafiosi che lo consideravano particolarmente intransigente e quindi non gradito. A seguito, coincidenza, correlazione non vuol dire causazione, non lo so, comunque a seguito di queste rimostranze, quando lui è tornato, dopo il periodo che gli era stato, che si era riservato per decidere, è tornato a dire che ok, andava bene e lui accettava il posto di direttore delle carceri, Bonafede gli aveva detto no, quel posto non c'è più ed è stato assegnato a un, vedete? Ed è stato assegnato a un modesto individuo che è quello che poi ha liberato. Scusate, potete evitare di far abbaiare il cane? Grazie. Ma potete anche fare un attimo di silenzio, cortesemente? Vedete la differenza rispetto a stare sul terrazzo? Mm? Figli, cane. Ma va tutto bene. Che meraviglia. Eh, Va bene, dicevamo comunque, appena tornato a chiedere questa cosa, era stato assegnato questo modesto individuo in quel ruolo, che è quello che a quanto pare come si chiama, ha iniziato in questi giorni a scarcerare mafiosi e similari. Ora non è mio tema, io non so niente, non so come è diviso un Ministero della Giustizia, il DAP, il DAG, cose di questo tipo, non voglio neanche iniziare, no, a discutere queste cose. Vi voglio raccontare però una cosa di cui io invece sono stato testimone diretto e che alla luce di quanto è successo ieri mi appare molto più chiara. Allora, eh, la legge delega europea. Ogni anno c'è una legge che recepisce tutte le boiate che arrivano dall'Unione Europea, una più schifo dell'altra. Io quando ero al governo e vedevo arrivare, quando ero in maggioranza e vedevo arrivare la legge europea, vi posso assicurare che mi guastava la digestione, no? Perché sono le cose che non si possono mandare indietro perché sono già state approvate, sono i regolamenti, sono quelle cose che se tu non approvi poi ti arriva la procedura di infrazione, cose di questo tipo, no? C'è uno di quelli che potenzialmente già, se non fossi già di mio convinto che l'Unione Europea non è il migliore dei posti dove stare, te la fa passare, no? Perché arriva tutta una serie di boiate, dalla curvatura delle melanzane, cose di questo tipo, in mezzo agli sfalci delle siepi, cose di questo tipo, va bene. In mezzo agli sfalci delle siepi e tutte quelle altre robe lì della legge europea, c'era dentro anche il riconoscimento della Procura europea. Voi potete immaginare nella mia testa quanti allarmi suonarono quando io vidi la Procura europea, perché già io mi vedevo l'europrocuratore che arrivava a casa mia a prendermi perché avevo parlato male di Dombrovskis oppure perché avevo pensato male del MES, no? Quindi voi immaginate un po' la Procura europea che meraviglia poteva essere.
Queste leggi vengono trattate in 14ª Commissione Affari Europei, quella gestita che ha come presidente Battelli del 5 Stelle, quello diversamente laureato, quello diversamente anche diplomato, ma per carità, cioè, c'è tanta gente con la terza media bravissima, quello che aveva di mestiere, se non mi ricordo male, faceva l'intrattenitore, anche lì professione assolutamente lecita, però forse non esattamente così arcigno, ecco, come controllo per quello che arriva da parte dell'Unione Europea. Bene, la questione della Procura europea mi arriva in Commissione Bilancio e io a quel punto vivo una delle mie sofferenze cioè, tipiche della Commissione Bilancio. La Commissione Bilancio è veramente una specie di maledizione, perché arrivano delle cose che magari sono delle porcherie, le porcherie tu non le puoi fermare se dal punto di vista contabile sono a posto. Quindi cosa succede? Succede che io non posso dire, io Commissione Bilancio blocco o mi oppongo o fermo la Procura Europea perché penso che la Procura Europea sia una puttanata. Queste robe vanno fatte nelle altre commissioni. Da me doveva essere tutto a posto. Allora mi invento dei sistemi per cercare di bloccarla. Nello specifico mi invento un errore di copertura sullo stipendio del procuratore europeo, perché il punto legato alla Commissione Bilancio è solo quello lì. Cioè, vale a dire, la Procura Europea ha dei costi che sono a carico del bilancio statale, questi costi sono coperti, sì, no. Allora siamo andati a cercare sullo stipendio e sulla pensione, tutto grazie anche alla mente diabolica che sta nel mio ufficio e che tutti più o meno avete capito, no? Chi è. Allora, figlio della community, ecco, mettiamola così. Al che mi sono messo, ho fatto passare delle obiezioni, tutto per cercare di rallentare questa questione della Procura Europea, perché mi suonava male. A un certo punto però non si può più fermare e arriva in aula. Non me ne frega niente, anche se sono al governo, faccio un emendamento per soppressivo, per toglierla, no? Voi capite che l'emendamento fatto da qualcuno, oltretutto, insomma, con un ruolo importante come potevo essere io, della maggioranza, è del tutto diverso rispetto a un emendamento dell'opposizione. Cioè, gli emendamenti dell'opposizione sono nati per essere inceneriti. L'emendamento della maggioranza gli si dà un peso, ma che Zani è capogruppo in Europa. L'emendamento della maggioranza gli si dà un peso importante. Scatta il panico. Perché? Che cavolo ci fa un emendamento soppressivo, no? Così, questo tipo. Mi chiama Bonafede. No, Claudio, non fare così, stai attento, no, non mettere questo emendamento, guarda che ci prendiamo la procedura di infrazione, ma come facciamo noi a prenderci la procedura di infrazione? Io, guarda, non me ne frega niente la procedura di infrazione, ma l'hai pensata bene sta roba qua della Procura Europea? No, ti posso assicurare, l'abbiamo studiata benissimo, l'abbiamo studiata in tutte le maniere, così, poi in Europa siamo riusciti a strappare un accordo per metterci degli italiani, quindi vedrai che saremo più noi a andare a fare le pulce agli altri rispetto che gli altri a fare pulce a noi. Io faccio, guarda, non mi piace, fatemi chiedere, fatemi chiamare, no? Così, di questo tipo, perché non mi va bene. No, ma fidati, devi farlo perché sennò qua viene fuori un casino, qui l'alleanza. Allora, far saltare il governo subito all'inizio su una roba che oltretutto era una roba che veniva da generazioni precedenti e su cui c'era già stato un regolamento europeo, e quindi se noi non l'approvavamo ci prendevamo una procedura di infrazione, era impossibile. Cercavo semplicemente di farli ragionare un po', no? Allora a un certo punto chiamo gli altri dirigenti della Lega, gli dico come facciamo, mi dicono vabbè guarda, a questo punto che vuoi fare? Cioè ritira l'emendamento ma fallo pesare in aula, no? Perché è giusto, cioè è una battaglia giusta. A quel punto io feci un intervento che l'ho linkato ieri in merito alla pericolosità della Procura Europea e ritirai l'emendamento.
Dagli uffici però, nel mentre che c'era questa cosa, dico, ma perché Bonafede, erano gli inizi, no? Cioè proprio mi esercitavo alla maggioranza con i 5 Stelle. Dico, ma caspita, ma questi dovevano essere quelli del governo del cambiamento, quelli della battaglia contro l'Unione Europea, ma perché sono sempre sdraiati sulle tesi dell'Europa? E allora dagli uffici mi dissero, no, guarda, in questo caso non è tanto una questione di Europa o non Europa, eh, Bonafede ci tiene tantissimo a quel posto della Procura europea perché mi risulta, questo Radio Palazzo, mi risulta che ci voglia mettere uno dei suoi. Nello specifico, mi risulta che vorrebbe quel posto per darlo a Di Matteo come risarcimento o qualcosa del genere, perché ha qualcosa da farsi perdonare. Io non mi ricordo le esatte parole con cui me lo dissero, però il concetto era vuol dare gli interessa quel posto lì perché è prestigioso e tutto, e vorrebbe, una volta che venisse assegnato all'Italia, vorrebbe assegnarlo a Di Matteo come risarcimento di qualcosa. A me sinceramente di cosa potevano essere i risarcimenti di Di Matteo o cose di questo tipo all'epoca non interessava. Registravo un interessamento forte personale da parte di Bonafede per sta porcheria qua europea, tale per cui doveva essere fatto a tutti i costi, e vabbè, me lo misi in un angolo della testa. Dopo aver visto ieri, forse, adesso magari anche qui correlazione non è causazione, ma mi pare di aver capito. Allora, la sequenza potrebbe essere, dato che anche con i tempi più o meno ci siamo. Bonafede, a seguito delle cose denunciate da Di Matteo, non l'ha messo dove lui voleva essere messo, quindi vale a dire alle carceri. Vogliamo dire che è stato fatto per accontentare i mafiosi? Di Matteo l'ha fatto più o meno così capire. Io non mi addentro ovviamente in queste cause-effetto. Certo che, voi vi immaginate se ci fosse stato un ministro della Lega e un Di Matteo avesse detto una cosa del genere, no? Voi sapete già cosa sarebbe successo. Titoli a 9 colonne su tutti i giornali, Fatto Quotidiano, tutti i cronisti addosso da tutte le parti, procure che partivano, 1000 reati, voto di scambio, concorso esterno, e così via. Sarebbe successo così, lo sapete tutti che sarebbe successo così. Adesso si sta cercando ovviamente di azzittire. Sul Fatto Quotidiano, guardato oggi, manco una riga in prima pagina, no? Bene così, cioè, era il loro eroe. Vedete a che livello certe persone che si passano per grandi idoli dell'onestà, della lotta alla mafia, cose di questo tipo, quando comincia a vedersi la poltroncina, salta tutto, anche perché tutti sanno che salta Bonafede, salta la baracca. Bonafede è quello che ha portato Conte. Ecco, cioè tu immaginate un po' su quali titani, no? Su quale persone di altissimo standing si basa, no? Questo governo. Bonafede, no? Ok. Il risultato però è che in una maniera o nell'altra, a seguito di questa cosa, c'era una questione evidentemente aperta, no? E bisognava dare un risarcimento, e quindi veniva bene questa procura europea. Poi non so neanche che successe, non credo neanche che ci diedero, che ci hanno dato un posto, ovviamente ci avranno dato solo lo strapuntino, e quindi suppongo che anche la questione della procura europea non funzionò, il risultato poi che Di Matteo andò al CSM e similari, ma ripeto, queste sono cose che non seguo, non mi interessa, ma quella situazione invece me la ricordo perfettamente, e ho voluto ricordarvela perché vi fa capire anche che tipo di giochi e di ragionamenti ci sono dietro anche lo stesso accoglimento di determinate leggi nel mondo del Movimento 5 Stelle. Eh? Cioè, questa era una roba, la Procura Europea era una roba, ovviamente in un governo si va per responsabilità, era una roba che era
di pertinenza del Ministero della Giustizia, quindi era di pertinenza di Bonafede. Io non potevo più di tanto mettermi di traverso, così come non si poteva, per esempio, il Movimento 5 Stelle mettersi di traverso più di tanto per una cosa legata al Ministero degli Interni di Salvini. Ecco, cioè il gentleman agreement era che ognuno si curava le proprie aree di responsabilità in quel governo, e che il contratto di governo sarebbe servito ovviamente per dire: una cosa la faccio io, una cosa la fai tu, una cosa la faccio io, una cosa la fai tu. All'interno del mondo 5 Stelle funzionava anche così. Ecco. Mm, no? Cioè, Procura Europea non era tanto il pensiero di cosa facciamo, o è tanto importante avere una questione relativa all'Europa o meno che ci mette il naso dentro casa, ma mi può servire per mettere qualcuno, oppure ho paura delle sanzioni, no? O similari. Ecco, questo è grosso modo quello che all'epoca non capii, e che invece ieri sera con la questione di Matteo ho probabilmente capito. Quindi quando Radio Palazzo, diciamo così, mi diceva che questo era una cosa a cui Bonafede teneva, perché voleva metterci uno dei suoi, si dice, di Matteo, sono voci di palazzo, magari non sono vere, però torna, ecco. Quindi vediamo un po'. Eh, in un mondo normale, in teoria, Bonafede si dimette, o si dimette Di Matteo, cioè a un certo punto, se non è vero, se Di Matteo si è inventato totalmente qualsiasi cosa e si mette ad accusare, seppur implicitamente, in un modo così evidente, il ministro, e non è vero, cioè quindi queste cose non è stata fatta, non è stata fatta questa promessa e similari, allora si deve dimettere Di Matteo. Ma mi è parso di sentire, eh, dalla telefonata successiva di Bonafede che non era una gran smentita, aveva detto semplicemente che c'era stata una percezione diversa da parte di Matteo. Per cui niente, insomma, questo è il mio intervento, alla Camera all'epoca sulla Procura Europea, è lì da sentire, l'ho linkato ieri, poi magari ve lo rimetto, e quindi boh. Poi per carità, certo, c'è anche qualcuno che si può anche domandare perché adesso. Può anche essere che rientri in quel disegno che vi ho più o meno detto, cioè ogni giorno sta diventando sempre più penoso, fra un po' Zaia sarà santo. A me fa molto piacere vedere che ho tutto l'apparato informativo della sinistra che sta santificando Zaia. È stato divertente ieri prendere le stesse Repubblica, no? Da una parte c'era: prima di potrebbe essere utile per vedere se riusciamo a spaccare la Lega e quindi fare quel giochetto che vi avevo anticipato, Zaia con la foto così, no? Tutto torvo, no? Editoriale di Gad Lerner sulla Repubblica, il razzista, no? Ok, quindi poi era, e ovviamente non lo è, questo era l'andazzo precedente. Adesso che potrebbe, nella loro idea mente bacata, servire perché magari riusciamo a spaccare la Lega, Zaia, santo, ha guarito 8 ammalati ieri lui imponendo le mani, no? Con la faccia sorridente, buono, la moderazione che conquista. Fantastico, fantastico da quanto sono prevedibili, no? Va bene, cioè, vabbè, ci fa solo piacere se i giornali di sinistra ci fanno un buon marketing a qualcuno di noi, però vi fa capire anche come funziona, cioè come si passa dalla character assassination alla creazione del santo, no? Per i nostri media.
Cioè, a un certo punto, quando serve per attaccare la Lega, il pazzo, razzista, è quello che dice che i cinesi mangiano i topi, è quello che è ignorante, è quello che blocca, partono i grillini dicendo è stato Zaia che ha bloccato. Vi ricordate all'inizio del Covid, no? Mettevano in giro una fake news sul fatto che Zaia avesse bloccato la sperimentazione di tamponi, di crisanti, non si sa perché, ma era quello che ha seguito, no? Eppure era venuto fuori, vi ricordate, girava è la Lega, quindi è Zaia che blocca Crisanti sul fatto di fare i tamponi e similari. Ecco, quello quando serve di attaccare la Lega, un pazzo responsabile di, già subito responsabile di future morti, no? E cose di questo tipo, disastro che non capisce niente, che fa mangiare i topi ai cinesi, no? E similari. A un certo punto invece serve, bravissimo, grande governatore, amato da. Oggi ho visto i sondaggi lo danno più gradito rispetto alla Merkel nel suo, nel suo collegio elettorale, il 90%, no? Moderato, democristiano, non come Borghi e Bagnai. No? Bravissimo, ecco, quello che potrebbe essere lui che prende in mano la Lega, non gli fa fare il sovranismo, no? Comunque, veramente mi fa molto, molto piacere che facciano i complimenti a Zaia, che è un eccellente governatore, amato dalla sua gente, con cui mi sento tranquillamente, quindi quando uno pensa che ci sia disaccordo fra me o Zaia, così, ma sbaglia di grosso, sbaglia di grosso. E quindi ci godo io quando vedo queste cose, l'unica cosa è vedere in che modo questa informazione prende e può attaccare le persone oppure fa finta di blandirle, no? Similari, cioè, piantatela, cioè, avete le dirette, non dovete stare lì a vedere chi è che cosa o similari. Ormai penso che uno dei vantaggi di questo strumento che ci siamo portati assieme in questi giorni di lockdown è che a un certo punto uno riesce a conoscersi tutto sommato ancora meglio, ecco, perché chi seguiva una persona lo seguiva da tempo e quindi non avevano problemi a sapere chi ero io o altri, altri che invece in una maniera o nell'altra hanno iniziato a seguirci adesso, possono farsi la loro idea, non significa piacere per forza, ma almeno sapere chi abbiamo di fronte è molto molto utile per sapere anche chi e che cosa sono i vostri rappresentanti. Sul MES non vi sto a dire niente, lo state vedendo il disastro, no? Cioè l'Olanda che pretende le condizionalità e similari, vediamo in quanto tempo ci metteranno a venire giù dal pero. Grazie e domani invece da Roma perché un po' di robe interessanti in Parlamento. Grazie.